Vicenza, due domande tecniche molto rapide. Lei il 7 giugno dell'anno scorso, nel 2016, disse al CUOA, quando fu insignito la Master in Finance, che quello che è successo qui è incredibile. Oggi l'ha ripetuto e quindi questo è ne prendo atto perché è una cosa importante, capire cosa è successo. Le due domande tecniche sono queste, correlate a questa. La prima è correlata a questa incredibilità, questa che lei ha definito una vergogna di gestione verso truffati, tra cui molti anziani, non molti vecchi, anzi, ultra tutelati. Ecco, una domanda tecnica è questa, sul serio. Nel caso di, io dico improbabili, un riconoscimento di danni relativi a queste passate gestioni, danni economici parlo, questi danni rientreranno nelle liquidazioni o andranno in capo a intesa? Questa è la prima domanda. La seconda, così vi do il quadro, qui a Vicenza si è parlato molto degli immobili, vecchi palazzi, Tiene e così via. Vorrei che mi confermasse quello che io ho capito leggendo un po', tra le righe, che l'immobiliare Stampa, che è quella che detiene questi immobili, 5 miliardi di immobili, qui, oltre a quelli storici anche un patrimonio immobiliare notevole della Banca di Vicenza, rientri nel perimetro di acquisizione o sia tenuto fuori. Nel caso che sia fuori, perché? Grazie. Allora, liquidazione, quindi entrambe le cose sono all'interno della liquidazione, sia che ci sia una richiesta per danni o per sia questo patrimonio immobiliare. Quello che noi abbiamo fatto come acquisizione è stata l'acquisizione del core bancario dell'azienda, perché quello che era posto come elemento di stabilità era l'attività bancaria, perché era quella che doveva salvaguardare il risparmio, doveva salvaguardare i posti di lavoro, doveva salvaguardare l'intervento delle imprese, e quindi quella componente è stata destinata nell'ambito della liquidazione, ma non c'è stata la nostra volontà di non prenderle, di spostarle di là. Noi su questo francamente abbiamo preso il perimetro che era quello che era più soggetto al rischio di avere un impatto sia per le rilevanze sul fondo interbancario di tutela, sia per le rilevanze sistemiche locali, ma comunque nazionali. In quell'intervento che feci in quell'occasione, perché effettivamente ha ragione, io in quell'occasione feci un intervento e ho incontrato alcune persone che erano presenti a quell'intervento ultimamente e che mi riportavano proprio questa testimonianza, che alcune delle persone che erano nel consiglio di quelle banche se ne sono andate mentre io dicevo che per me era incredibile quello che era accaduto, e ho aggiunto che noi siamo una banca di persone per bene, cioè che l'elemento della fiducia e della reputazione è fondamentale quando si fa questo mestiere. Allora, quello che abbiamo visto in questa gestione è veramente un tradimento della fiducia, e lo ripeto, cioè questo mestiere è fatto di reputazione, cioè di avere la fiducia dei propri clienti, anche perché i clienti ti affidano i loro risparmi, cioè ti affidano la loro vita, cioè alla fine avere i risparmi da parte dei clienti significa affidare la vita, ed è anche per questo che quando parliamo di prospettive della banca del futuro, sicuramente la banca del futuro sarà impattata da tutti quegli elementi di digitalizzazione, elementi che porteranno inevitabilmente ad una riduzione del numero delle filiali, ma la filiale rimarrà comunque un centro indispensabile per la relazione di fiducia con il cliente. Tu non puoi avere fiducia attraverso un telefonino, attraverso un computer o attraverso un tablet. La fiducia la guadagni perché ti guardi negli occhi, e ancora più importante, se ti guardo negli occhi e mi fido che tu, o perché ti arriva un ordine dall'alto, perché tu consapevolmente stai facendo una cosa che tradisce la mia fiducia, per questo ripeto più volte incredibile, perché io vivo questo mestiere come un mestiere di cercare di farmi meglio, e le persone che sono con me sono tutte così, per cercare di fare del loro meglio, per essere vicini ai clienti. Poi sbagliamo pure noi, non è che non sbagliamo mai, cioè, è chiaro che qualche cosa che non funziona è successa, o potrà succedere pure da noi, però insomma lo spirito è lo spirito di fare le cose in buona fede, e questo è indispensabile in tutte le relazioni umane, e quella della banca ancora